Questa candidatura diciamo che nasce come la logica conseguenza di quanto fatto dall'amministrazione comunale dal 2019 sugli aiuti allo sport e alle famiglie che volevano fare sport. È dal 2019 che il comune di Mogliano Veneto investe nello sport, erogati negli anni importanti contributi alle associazioni sportive anche nel duro periodo della pandemia. Ma non solo, con i voucher sport sono stati dati degli aiuti economici a tutte le famiglie per incentivare i ragazzi a fare sport. Va al di là dello sport e lavora per una buona contaminazione fra sport, salute, cultura, territorio, in maniera tale che non si parli più di politiche per lo sport, politiche per la cultura separate, per dire, o politiche per la salute, ma si parli appunto di politica del benessere, ossia di migliorare la qualità di vita dei cittadini. Un'ottica di sviluppo e welfare che va di pari passo con il benessere della persona. Attesa entro il 2023 l'accettazione di Mogliano alla candidatura come città europea dello sport. Una volta che il dossier sarà redatto, riceveremo la visita dei commissari ACES Europa che valuteranno le strutture, valuteranno la città anche dal punto di vista turistico, culturale e sociale. Una volta accolti i commissari ACES ci sarà la giornata importante che ci sancirà o meno città europea dello sport. Una candidatura che potrebbe aprire altre strade per lo sport in Veneto. Questa candidatura va a integrare un ulteriore tassello per quello che è la candidatura della Regione Veneto nel 2024 come Regione Europea dello Sport, e sappiamo tutti che il Veneto è una fucina di campioni, di infrastrutture, poi è al massimo dell'altezza.